parcheggiatori, buongiorno! Ciao! Venerdì un'altra volta e come promesso nel video del lago del Corlo finalmente siamo venuti in montagna e vi porteremo con noi a fare un trekking che abbiamo già fatto in parte qualche anno fa. Si tratta dell'itinerario della prima guerra mondiale del Monte Cengio, siamo in provincia di Vicenza, quindi vicini a casa. Nel frattempo abbiamo parcheggiato il camper qui, siamo alla fine del percorso in realtà, quindi dobbiamo capire se parcheggiare qui o se andare giù. Adesso capiamo. C'è un altro piazzale sterrato dove poter parcheggiare liberamente e da dove appunto parte il percorso che faremo domani mattina. Il percorso è uno fra i più suggestivi della prima guerra mondiale di questa zona. E tanto per farvi capire un attimo, un secondo che mi apposto e mi giro, non si vede moltissimo perché c'è un po' di foschia, però è veramente suggestivo e molto panoramico. Ora capiamo dove parcheggiarci definitivamente, vi lasciamo comunque sempre tutto in descrizione e noi ci vediamo domani mattina per la partenza di questo sentiero. A domani! Ciao. Signori, buongiorno! Giornissimo! Sono circa le 8:30, 15 minuti a piedi. Saremo giù alla partenza dell'itinerario che vi abbiamo spiegato ieri sera e partiremo col nostro cammino. Il giro di oggi completo che faremo sarà dai 13 ai 14 km da quello che ho visto sulla mappa, quindi ci prospetta un gran giretto. Che bello, lo vediamo l'ora. La giornata è magnifica e se siete alla ricerca di un percorso poco impegnativo ma dall'alto valore storico e con una visuale pazzesca sulla Val d'Astico, questo penso possa far per voi. Sì. È stato è inserito nel Museo della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine ed è stato teatro fra maggio e giugno del 1916 dell'incursione austriaca e della nostra difesa al territorio. Man mano che esploreremo il percorso vi daremo qualche altra informazione, vi racconteremo dei dettagli storici che riguardano appunto quel luogo. Quindi raggiungiamo la partenza e via che si va. In circa 10 minuti si raggiunge Piazzale Principe del Piemonte, dove potete scegliere di parcheggiare, oltre a dove abbiamo parcheggiato noi qui o di qua, mentre in fondo ci sono delle tavole da picnic, molto bello, mentre da qui partirà il nostro trekking. Dopo pochi metri troverete questo bivio. Allora, se andate a sinistra farete tutto il sentiero delle postazioni militari per poi ricongiungervi al punto dove abbiamo il camper, mentre se tenete a destra vi fate tutta la parte delle trincee in alto, che secondo me è la più bella, quindi noi oggi faremo questa. Comunque sia, questa in cui siamo saliti è una strada privata che ovviamente porta a questa casa qui. Penso che a piedi si possa fare, insomma non c'erano divieti. Voi arrivate su da qua e da qui iniziano le linee delle trincee che fanno sempre un certo che. I re dei monti. Guarda qua i re dei montagni. Poco dopo la partenza, poco dopo le trincee che avete visto prima, trovate un segnale bianco e rosso che vi indicherà a destra. C'è questo tunnel che si chiama la Granatiera. Sì. E guardate qui, si va avanti, giro la telecamera, non si vedrà molto però. Ok, si vede il foro di uscita e qui a sinistra immagino, vediamo, ci dovrebbe essere una postazione, esatto. C'è una scalinata, porta su, c'è il buco nel soffitto probabilmente per avere la luce. Ok, io provo ad andare su ragazzi. Scoperto ragazzi, questo era un osservatorio dove si arrampicavano qui
E in effetti guardate che vista, un attimo che si riprende la telecamera, wow, vista piena sulla Valdastico, di fronte il monte Summano e la sua croce si vede appena in lontananza. Questo era il cartello di cui vi dicevo prima, che vi porta appunto a questa galleria, mentre di qua ce n'è un altro che segna una trincea italiana, quindi andiamola a vedere. Ok, da qui si vede il buco sopra all'osservatorio che avete visto prima, mentre da qui inizia la parte della trincea italiana. Qui probabilmente c'era una sorta di o rifugio o stipavano qualche materiale o munizioni o generi alimentari magari. Peccato per tutta questa foschia, perché teoricamente si vede Venezia da qua, se è limpido. Sì, è un gran peccato. Guarda che roba. Proseguiamo giù per la trincea, ragazzi, dovremmo raggiungere questo sentiero qui che poi ci porterà di là. Ragazzi, il percorso prosegue di qua, quindi proveremo ad illuminare, non so cosa si vedrà e non so fra quanto ne usciremo, quindi E se riusciremo? ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, portatevi una torcia perché questa galleria serve una torcia. Si vede in fondo già l'uscita ed è molto bassa, attenzione, sarà lunga cosa, un 50 di metri più o meno. Ok, qua si alza un po' il soffitto. In fondo là si vede l'uscita per proseguire col percorso. Boom! Che vista! Se vedete quella struttura lì, qui a destra c'è parcheggiato il nostro van. Raggiungeremo poi alla fine del percorso la croce di Cima Cengio prima di proseguire poi per il forte. Come vedete, parti del percorso sono abbastanza esposte, protette ovviamente da recinzione. Il percorso è adatto a tutti, però un occhio di riguardo mettetecelo sempre. Luca nel frattempo è rinato, lui è un amantissimo della montagna e appena tocca il suolo di un bosco diventa un alpino che probabilmente era nella vita precedente. Giovanissimo di qualche anno. Sì. Quella che stiamo percorrendo è la mulattiera di arroccamento, mentre il prossimo punto di interesse lo vedete alle nostre spalle. Si chiama il Salto del Granatiere e una volta arrivati vi spieghiamo la storia, che è interessantissimo. Mentre lo raggiungiamo provo a raccontarvi il perché a questo nome. A fine maggio del 16 l'avanzata austriaca aveva già conquistato Forte Corbin, che poi andremo a visitare tra l'altro. I granatieri sardi vennero in nostro soccorso per bloccare l'avanzamento del nemico. Vennero circondati dalle truppe nemiche che stavano avanzando, per cui rimasero senza la possibilità di tornare in base a prendere generi alimentari, acqua e soprattutto munizioni. Quindi decisero di affrontare il nemico con uno scontro uomo a uomo e letteralmente prendere il nemico e gettarsi giù, andando incontro a morte certa, una scelta che fa venire la pelle d'oca. Però fu una scelta vincente che ci permise di riprendere in mano il nostro territorio e di sconfiggere il nemico all'epoca. Guardate qua.
passato il salto dei granatieri, ora prendiamo questa galleria. Qui ci sono intanto posizioni di appostamento di mitragliatrici, penso. Attraversiamo questa galleria e vediamo dove sbuchiamo. Vediamo se c'è scritto qualcosa qua. Postazione d'artiglieria, ah sì. La galleria che abbiamo appena fatto, c'erano i cannoni per impedire l'avanzata degli austriaci, non ci riuscirono e quindi deciso di prendere i cannoni, portarli in questo piazzale e cominciare a sparare all'aperto per provare a fermare appunto l'avanzata. Ripercorrere questi percorsi e leggerne la storia è affascinante. Vi consigliamo di venire a fare un giro, di prendervi una mattina. Siamo a 10 minuti da Asiago, quindi se avete intenzione di programmare un weekend o qualche giorno qui in altopiano, una mattina per venire qui a farvi questo anello, questo percorso, ve la consigliamo tanto. Se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi piacciono i nostri contenuti e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, un gesto gratuito, ma ci fate capire che portiamo i contenuti giusti e alziamo pian piano l'asticella, quindi grazie. 5 minuti a piedi dal piazzale che avevamo appena fatto vedere e si giunge in cima al Monte Cengio dove c'è la croce. Che spettacolo. Da qui si nota il percorso che abbiamo fatto giù di lì, tutto sotto di qua, per poi spuntare da lì. Pausetta frutta secca fatta su in cima, che ci stava tutta. Ora tempo di ritornare giù al van e da lì poi ripartiamo e andiamo a visitare Forte Corbin, che da quello che leggo sul sito è aperto, costa 5 euro l'ingresso ed è stato ristrutturato, quindi deve essere bello da vedere, da leggerne comunque la storia e tutto quanto. Saranno circa 5 km, quindi un'oretta poco più. Ci vediamo su. Arrivati al parcheggio del van, qui ragazzi c'è il rifugio a granatiere ovviamente e potete pranzare, infatti c'è un profumo. Ci fermiamo un attimo in van a prepararci 2 panini da portarci via, ci cambiamo e ripartiamo. Pappe pronte per Forte Corbin, si prende questo sentiero che parte proprio da quel piazzale e si prosegue per questa strada, saranno circa 4 km e mezzo abbondanti, quindi vai. Mangeremo probabilmente lì nei dintorni del forte e vediamo di visitarlo un po'. La passeggiata è una serenissima scampagnata nel bosco, sì, veramente tutto così, bellissimo. Sì. Adatta a tutti, la può fare chiunque. Una volta usciti dal bosco ci affidiamo alla segnaletica di ultima generazione. Noi siamo arrivati da qui, quindi Monte Cengio, e andiamo verso Forte Corbin. Arrivati in 50 minuti, 55 minuti, quindi serenissimi. E il forte è proprio lì. Guardate che enorme. Ragazzi, appena fatto il biglietto, appena entrati al Forte Corbin, quello che vedete alle mie spalle non è l'area picnic, ma è il luogo dedicato a mangiare con i piatti presi al ristorante. Giustamente. Ci saranno invece 2 aree picnic all'interno del parco del Forte, dove si può mangiare il cibo portato da casa, come faremo noi in questo caso. Col biglietto viene consegnata una mappa di cui vi lascio una foto con tutti i punti segnati e la spiegazione. Si può scaricare un'applicazione per avere l'audio guida, quindi molto interessante e molto ben fatto, insomma. Sì. E si può andare dappertutto, il cane può andare dappertutto a parte nel museo finale, che ovviamente va bene così.
Si può visitare tutto, quindi interni, esterni, sotterranei, ed è bello grande, quindi non vediamo l'ora di scoprirlo. Wow. Questo che vedete davanti, ragazzi, sono gli alloggi, erano gli alloggi degli ufficiali. Guardate qui. Qui, ragazzi, ci troviamo dove c'erano il forno e il magazzino dei viveri. Wow, forno. Che spettacolo. Proviamo ad andare giù? Ci addentriamo nei sotterranei del forno. Comunque è tenuto veramente benissimo. E penso che i soldi del biglietto valgano assolutamente la pena. Ok, questo era tipo un magazzino. Ah, ok, finisce qui. Sì. Bellissima comunque anche questa mostra fotografica. Io mi perdo, quindi... Sì. Al momento ci troviamo dentro al corpo principale della batteria dei cannoni nel piano inferiore. Pazzesco, pazzesco, veramente. Non so se sentirete la voce con l'eco che c'è, non ci sentiamo di alzare il tono di voce in questi posti, quindi veramente bellissimo. Ok, proviamo ad andare al piano superiore. Wow. Wow. Noi siamo entrati da là, abbiamo fatto tutta la parte inferiore, scusate, e poi quella superiore qua. Guardate cosa non si vede da qui. Questo qui, ragazzi, è il punto chiamato Osservatorio di Valle. Infatti da qui c'è una vista assurda sulle valle sottostante. Oh, che peccato la foschia. Sì. Qui si possono vedere in ordine tutti i monti che abbiamo qua intorno e noi stamattina eravamo proprio sopra lì, sul Gengio. All'interno del parco, appunto, 2 postazioni picnic, quindi adesso papà
e poi proseguiamo col giro. Spettacolo. Rifocillate lo stomaco, dopo 4 ore di camminata ci sta. Sì, mangiato molto volentieri. Quindi proseguiamo la visita del forte dal numero 13. Sì. Il punto numero 13 è una galleria che adesso percorreremo perché porta al punto numero 14 e Scale di collegamento tra gallerie. la trovate qui. Quindi entriamo in galleria. Wow, che storia! C'è un'uscita che probabilmente sarà più o meno dove abbiamo mangiato, mentre a sinistra si va al punto numero 14 e al punto numero 15. Che roba, è pieno di stanze, di cunicoli. Punto numero 16 era un fossato anti-uomo. Guardate che roba. Faccio mettere Michela sotto il muro tanto per capire quanto è alto. Eccola. Michela è 1,80 m. Qui troverete tutta una serie di manifesti in cui vi viene spiegato l'ordine cronologico, tanti cenni storici come le uniformi. Molto interessante. Giro praticamente finito, ragazzi. Ora vado a vedere un po' il museo, se Michele mi aspetta fuori col cane. Stavolta. E poi penso che ci berremo un caffettino qua, che ci sta tutto. Mi sembra comunque il minimo. 5 euro di ingresso non è una cifra assurda e secondo me vale proprio la pena, quindi dategli e venite al Forte Corbin, veramente bene. Ok, per il museo si prosegue al piano superiore. Vedete qua un paio di sci. Wow, qui è tutto pieno di reperti praticamente. Fucile tedesco, mamma mia, pazzesco. Cassetta per munizioni di mitragliatrici. Grande Matteo. Borracce. Questi tutti i tegami per la cottura, le gavette, bellissimo, bellissimo. Oh, che pezzi. Gavette. Un coperchio adattato a grattugia, guardate che roba. Veramente un plauso a chi ha creato questo museo con tutti questi reperti. Una bottiglia di Campari di chissà che anno, che storia. La zoppa muli, mamma mia. Tacco borchiato di calzature militari, ancora lamponi. Guardate quella scarpa lì, chiodata, tutta la parte medica. Bottiglie di medicinali. Un gasolio da barba. Guardate qui, c'è la marca della Gillette, già. Un tubetto del dentifricio, non ci credo. Ferro da stiro addirittura. Cosa dire, ragazzi, secondo me è una visita alla merita tutta.
siamo stati anche noi sorpresi perché non ci aspettavamo di trovare una cosa così grande, così ben tenuta e vabbè, con un alto valore storico e con tante cose da vedere. Quindi vi consigliamo di venire al Forte Corvin. Vi lasciamo tutto in descrizione, sito internet, i prezzi, i vari periodi dell'anno in cui è aperto e tutto quello che riusciamo a recuperare, insomma. Però venite al Forte Corvin. Ripartiti da Forte Corvin, ragazzi, abbiamo un'oretta di strada per raggiungere il camper, poi ci sposteremo che stasera dormiamo da un'altra parte, visto che quel camper si può fare. Esatto. Troveremo un altro spottino dove dormire questa sera, quindi ci vediamo direttamente là. Ciao! Signori, benvenuti al laghetto di Roana. Ci siamo spostati qui intanto per cambiare un po' il panorama. Il tempo è un filo peggiorato, ma lo sapevamo perché domani mettono pioggia. Ah sì, è bello fresco, Sì. Ma siamo qui per un motivo particolare che adesso vi mostriamo. Il motivo è in fondo là. Adesso lo raggiungiamo e vi spieghiamo tutto. Quello che vedete alle nostre spalle si chiama Acro Park ed è un parco avventura praticamente in mezzo al bosco, quindi è pieno di percorsi sugli alberi, di funicolari, di ponticelli, si va imbragati in altezza ed è un sogno. Ci sono varie difficoltà a livelli, Esatto. Da bambini, da adulti esperti, da adulti fifoni. È un sogno di Michela da sempre e mi rompe le scatole da sempre. Io penso da quando ti conosco. Esatto. Quindi sono 16 anni che io gli stresso l'anima. Quindi lo voglio fare. Volevamo mettere voi al comando di questa cosa. Se raggiungiamo i 100 like con questo video, giuro, ti prego, basta solo schiacciare un pollicione. giuro che prendo Michela e la porto qua Ve l'ha filmando promessa. tutto quanto. Vi faremo scoprire come ci si può divertire qui, grandi e piccini ovviamente. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Se così fosse mettete un like così aiutate Michela a realizzare il suo Mettete sogno. tanti like, per favore. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Ciao.